Ciao! In questi giorni probabilmente stai per riprendere il tuo tirocinio lavorativo. Non preoccuparti, dopo alcune settimane di isolamento a casa è normale che tu senta una quota di ansia e di agitazione a riprendere le attività di sempre. Probabilmente in città hai visto persone che si muovono con la mascherina e con i guanti. Cerchiamo di capire il perché. I guanti sono uno strumento che ti aiuta a toccare le superfici comuni senza rischiare di essere contagiato dal virus. È importante scegliere i guanti della misura giusta, per cui se hai le mani piccole ti consiglio di prendere una misura S, se hai le mani normali una misura M, se hai le mani grandi una misura L. I guanti vanno infilati così. Io metto per prima la mia mano destra perché non sono mancina, ma se sei mancino puoi mettere prima la mano sinistra. I guanti vanno infilati fino alla fine. Dopo aver inserito il primo guanto puoi inserire il secondo, così. I guanti vanno tirati fino alla fine del polso perché ti devono coprire la maggior parte di area della tua mano, così. I guanti però, ricordalo, non sono dei sostituti delle mani. Devi usarli solo ed esclusivamente nei luoghi in cui c'è il pericolo che tu possa toccare degli oggetti che toccano molte persone. Penso per esempio al carrello della spesa quando vai a fare la spesa, oppure alla macchinetta del caffè in uno spazio che non conosci, oppure altre cose che tu tocchi e che ti sembra o che hai la sensazione che altre persone tocchino. Dopo che hai concluso di toccare queste cose, i guanti li devi togliere, non li devi tenere, perché a quel punto sarebbero sporchi e se tu li tieni è come se avessi le mani sporche. Quindi, in tutte le occasioni in cui puoi lavarti le mani con acqua e sapone, io ti consiglio di non usare i guanti. Usali solo ed esclusivamente nei casi in cui ti ho detto. E mi raccomando, quando hai finito di usarli, non lasciarli a terra. Prima di togliere i guanti sporchi è importante che tu li pulisca. È utile usare quindi una soluzione idroalcolica di cui avrai già sentito parlare. Il lavaggio dei guanti è come il lavaggio delle mani. Sentirai un po' più di resistenza con i guanti, ma il metodo è sempre lo stesso. A questo punto i guanti sono puliti e sei più sereno nel toglierteli senza contaminarti le mani. Devi pinzare un guanto con la mano controlaterale e sbucciarlo come se fosse una banana. Accartocci poi il guanto nella mano e con 2 dita pulite dell'altra mano ti inserisci dentro l'altro guanto senza toccare la superficie sporca e sbucci anche questo altro guanto come una banana. Ti accorgerai quindi che a questo punto hai in mano i guanti e li puoi toccare perché sono dalla parte pulita. Adesso li puoi gettare nel secco non riciclabile.